Una buona serata a tutti quanti e siamo ancora una volta a capi una diretta dell'Accademia della Lingua Siciliana. Stasera celebriamo l'ultimo giorno della settimana do siciliano, che si conclude oggi. E allora, innanzitutto ci scusiamo con chi sta vedendo la diretta registrata e si potesse lamentare perché non ci dissimo niente, perché questa diretta è stata veramente improvvisata, organizzata all'ultimo minuto e pubblicizzata solo oggi. E allora, invece per chi ci sta seguendo dal vivo veramente, come sempre ricordiamo che è possibile interagire scrivendo nei commenti tanto siti nella pagina Facebook dell'Accademia quanto se siete nei canali YouTube dell'Accademia sempre. E allora accominciamo e vi presento gli ospiti fissi di stasera, Cusunno, vedremo che c'è con noi oggi stasera. E allora cominciamo con Peppe Gerbino. Buonasera Peppe, buonasera, come va? Ciao Afonso, buona serata a tutti. E c'è pure Nino, buonasera Macarannino. Ciao Nino. Ciao e allora, piccù un canuscisse a Peppe e a Nino, diciamo due parole. Scusami Fonso, sì. Noi siamo ospiti fisse, no fissa. No, fissa. No, per carità, faciste buono a dirlo, Meglio allora, per la poeta. Già si stanno presentando i delle sole a cominciare. Allora, sono dei poeti eccellenti innanzitutto. Sono bravissimi sia come poeti sia come studiosi della lingua siciliana. Io sempre dico, quando qualcuno volesse imparare a scrivere, deve leggere e fare buone letture. Ecco, i libri, io cannai una poco, poi magari diamo qualche titolo, di Giuseppe Gerbino e Nino Barone sono scritti in ottima lingua siciliana. Quindi sono assolutamente consigliati. Non a caso fanno parte del collegio scientifico dell'Accademia che, specifichiamolo, ha voluto istituire ai tempi, quando è sorta, un collegio scientifico, ovviamente in cui ci sono docenti universitari, il coordinatore è il professore Alfonso Campisi, ci sono altri professori, ma abbiamo voluto inserire nel collegio scientifico anche chi la lingua la scrive abitualmente per produrre cultura, e quindi abbiamo scelto di inserire non QEG, qualsiasi poeta, ma abbiamo scelto di inserire quei poeti che secondo noi sono il top attualmente in Sicilia per produzione tanto poetica in quanto di contenuti e di forma delle poesie, quanto soprattutto, quello che più ci interessava a noi, sanno scrivere in corretta lingua siciliana, perché il siciliano è una lingua, ha una sua tradizione letteraria e poi quando parliamo ognuno parla con il suo dialetto, spesso capita così, ma quando si scrive, almeno la maggior parte degli autori, senza voler assolutamente disprezzare chi fa un'altra scelta e decide di scrivere nel proprio dialetto locale, per carità, ma diciamo solitamente la maggior parte degli autori che scrive in lingua siciliana scrive in una lingua comune, possiamo chiamarla così, in una lingua di koinè, perché l'abbiamo ed è tra l'altro questa tradizione letteraria è la più antica che esista tra le lingue autoctone di quello che oggi è il territorio dello Stato italiano. Ma prima di continuare a parlare di siciliano, perché questa è la settimana do siciliano, stasera si parla solo di siciliano, si parla in siciliano,
quando capita, non la va a fare per forza, non forziamo nessuno, avremo ospiti da varie parti, possono parlare come vogliono, si sentano liberi e tranquilli. Dicevo, prima di iniziare la serata, volevo soltanto dirvi che avremo moltissime persone e che io spero non si annoino non gli spettatori ma gli ospiti, perché hanno aspettare di essere chiamati per Ciasere il Cancapo e quindi potessimo perdere tempo. Ma bando alle ciance, Peppe e Nino, io vi ho visto fare un bellissimo video che oggi abbiamo condiviso nella pagina dell'Accademia, in cui dite una cosa importante. Che dite in questo video? Vai Nino, spiegacelo tu. No, parla tu che sei più ispettore mia. Ma che fa? Volete parlare? Allora, lo dico in siciliano. Eravamo a una presentazione di un libro di un poeta siciliano, di poesie siciliane. Ma ancora stava via a cominciare. Ne davamo una faccia, ma non ci vedo niente a fare questa settimana do siciliano. E improvvisiamo questa cosa senza ne pensarla né niente, così. E ne esce fuori questo piccolo video, perché in realtà è quello che pensiamo. Niace lo siciliano, tutte le giorni pensiamo al siciliano, non è solo una settimana. Tutto l'anno. Infatti io, caro Fonso, mi trovavo proprio a Castellammare perché si presentava un libro di un poeta siciliano, Nino Pedone, e che presentava un libro che si intitolava proprio Pinzere, un libro di poesie siciliane. Perfetto. Perciò, e allora, se tanto me lo tanto. E allora, vediamo qui c'è. Nino e Peppe rimarranno con noi tutta la serata, quindi ci allieteranno con le loro poesie. Vediamo, o l'alletiamo o l'annoiamo. Vedremo che a reazione qual è. Però io inizierei subito invitando il primo ospite che viene da lontano, da molto lontano. E allora, vediamo di far salire in studio la presidente dell'associazione di siciliani e discendenti di siciliani di Cordova in Argentina, Bella Sicilia. Sto parlando di Georgia Bognanni. E allora vediamo se riesco a farti salire in studio. Georgia, hola, come stai? Buonasera a tutti. Bene. Di Córdoba, Argentina. Córdoba. Mi trovo nel centro di Argentina. E allora, Georgia è stata con noi nella scorsa diretta, però per un problema tecnico non è riuscita a entrare. Quindi abbiamo il piacere, l'enorme piacere di invece averla stasera. Georgia, raccontaci, contane qualche cosa della comunità, delle famiglie di origine siciliana che c'è a Cordova, che ancora si ricordano questo legame con la Sicilia, qual è il loro rapporto, tanto con la cultura, le tradizioni e la lingua, ovviamente. E devo dirvi una cosa, che l'Accademia della Lingua Siciliana, assieme all'Associazione Bella Sicilia, 2 anni fa ha organizzato un mini corso online di siciliano che è durato 5 lezioni, se non sbaglio, giusto? Sì. E ha avuto un bel po' di partecipanti anche da altri posti del Sud America, perché era appunto per hispanohablantes. Georgia. Bueno, questa associazione è composta per discendenti di siciliani. Il mio nonno è nato in Mazzarino, Caltanissetta. Imparte corsi di lingua italiana, di danze, il balletto Ciuri Ciuri, di cucina regionale, come fare gli arancini, cannoli, e qui con dolce di latte, anche di ricotta, ma meno. Partecipiamo delle attività proposte per la
comune della città di Cordova e dell'università. Perfetto, perfetto. Georgia, è stato un piacere ascoltarti. Prima di salutarci, qualcuno ancora parla la lingua siciliana in famiglia, oppure è chiedere troppo dopo tante generazioni? Comunque credo che ci sia in ogni caso un interesse, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros, parlo un poco en español, tenemos una descendiente de Sicilia, de Nicosia, che parla siciliano. A Nicosia, se non sbaglio, si parla anche il gallo italico, il gallo siculo, quindi molto particolare come parlata. Bene, bene. Georgia, muchísimas gracias de haber aceptado nuestra invitación y esperemos. Invio un saludo cordiale per tutti di cuore. Grazie Georgia e speriamo collaborare nel futuro a rete, un'altra volta. Va bene. Ciao, una buona serata. E allora, Peppe, Nino, ci avete preparato qualcosa? Volete iniziare ad allietare? Io continuo a dirlo, allietare, niente, non volete fare niente stasera. Allora, ma che mi a fare? Che era meglio che mi dava qualche nauggio. Non mi preparavo niente, pure perché, caro Fonso, quando mi diceste che avevi a fare sta diretta e c'era Peppe Gerbino, io non è che la pigliai tanta buona sta cosa. La stessa cosa io, giustamente tu perché ne metti insieme? Cioè... Indo ave sempre da cosa di sentirsi superiore, un essere superiore. Infatti tu vedi che fra una tanticchia, Indo manco mi fa più parlare, parla solo Indo, capito? Ma come sa va bene? Vedi che coprire a Nino per 70 anni palannata. Siete terribili tutti lui. E allora? Comunque, io un libro l'hai affittato alle mani. No, aspetta, come si vede? Vediamo che è sto libro. Alito di Dio, è l'ultimo questo, giusto Nino? Vabbè, è l'ultimo di poesie, diciamo, in forma magica. Però l'ultimo è La fabbrica di Luciauro, che ti speriva proprio qualche giorno nel re e ti avesse arrivare non giorno all'altro. Perfetto. Quando arriva tu dico. Peppe, tu niente scriviste? Lo primo mio, me frate Arvolo. Me frate Arvolo. Ah, ma la devi declamare una poesia. E allora iniziamo, Peppe. Foculaio. Ora mi fa sapere di quando mi su pappiglio. Allora, Peppe, primo piano. Tale che è bello tutti lui, ma come sa a fare con Nino, può cominciare. Ma comincia per primo. Comincio io. Nino, vuoi partire tu? Amore, Nino, parte tu. E allora, vi leggo la poesia che dona un titolo a questo libro. Alito di Dio. Ed è la prima poesia. Mi susu e mentre aspetto sulla mente lo cielo chi s'alluscia e chi gernia, ascuto come fosse una poesia, lo duciciato delle menuzzente. La musica che sento m'arrecria, mi fa volare per i continenti, leggero, più leggero della mente, donne l'amore poi si fa magia. Una sveglia suona e rompe lume viaggio, da sto universo un futo che l'amore, che mi sciacancianzano lo boleo. Lo sole d'una giallo primo raggio, e nescio a travagliare, e le mie ore sono assoppate d'alito di Dio. Grazie Nino, intanto salutiamo tutti
quelli che si sono collegati da qualsiasi parte, dal Brasile, Laura, una buona serata, il poeta Euranio, anche lui, il poeta Euranio La Spisa, che fa parte del collegio scientifico dell'Accademia, e così via. Marlene, che ci ascolta dalla Spagna, ciao Marlene. Qua c'è tutto il mondo. Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana, ciao Massimiliano, vediamo se vuoi salire in studio, siamo qui, ti aspettiamo con piacere, e così via tutti gli altri che stanno ascoltando questa diretta, che sono assai, e ci sono tanti cristiani che... Un momentino. La poetessa Arcangelo Arrizzo, anch'essa membro del collegio scientifico dell'Accademia. Una buona serata, Arcangela. Scusate un attimo. Laura La Sala, che è una grande amica nostra. Ciao Laura. E allora, oggi mi sapete che ho 6 mia. E allora, vediamo se c'è qualcuno dietro le quinte. C'è Marco Lodico. Marco, una buona serata, Magarattia. Marco è buona serata a tutti. È un abbraccio, a Nino e Giuseppe. Marco è vicepresidente dell'Accademia della Lingua Siciliana ed è anche presidente di Siculomania, che è un'associazione culturale che, tra le altre cose, si dedica anche a pubblicare dei libri che hanno a che fare con la cultura siciliana e quindi anche spesso può capitare con la lingua siciliana. Intanto mi arrivano delle comunicazioni di ospiti che mi dicono che sono collegati, ma io non ne viro. Marco, hai qualche novità? Ci vuoi dire qualcosa? Ah sì, tu frisco venisti di sta evento del 5 aprile. Io vi devo dire che purtroppo l'Accademia fa tante di quelle cose, specie in questa settimana, che non riusciamo neppure a farvele sapere con i nostri social. Non è comparso nulla su questo evento in cui pure l'Accademia lo patrocinava. Marco, di che cosa si è trattato? Che si è fatto il 5 aprile? Sogno siciliano. Allora, devo dire che in una settimana sono stato ben 2 volte a Petralia Soprana. C'ero stato la domenica precedente al 5 aprile, dove in quanto invitati come Accademia della Lingua Siciliana da Giovanni Tesoriere, che è il presidente del Circolo Culturale di Petralia Soprana, che è un circolo estremamente attivo, molto molto attivo, e ho avuto modo di partecipare a una delle serate mensili che fanno, nelle quali si chiamano Leggo e Cuntu. C'è una serata nella quale, un pomeriggio nella quale qualche persona si alza e parla di un libro che ha letto, lo commenta, dice le sue opinioni o legge qualche brano del libro, e una metà della invece parte di questo pomeriggio è dedicato ai Cunti. E io non sapevo che Petralia è divisa in 32 frazioni, e ogni frazione, hanno scoperto loro in questo percorso che hanno intrapreso l'estate scorsa, di questi pomeriggi, che ogni frazione ha una sua tradizione, una propria tradizione di Cunti. E quindi timidamente qualcuno di serata in serata ha cominciato a declamare qualche cunto che ricordava dai nonni, o l'ha ripreso, trovato scritto da qualche parte, o organizzandoci con altri della propria frazione hanno cercato di unire le memorie, e piano piano questi cunti di mese in mese si sono sempre più amplificati, perché anche altri di altre frazioni hanno cominciato a prendere coraggio, e quindi mensilmente in questo evento si declamano questi cunti tipici della zona
io ho colto la palla al balzo insieme all'animatore di quel circolo per cercare di raccogliere questi punti di queste varie frazioni e provare a ridare a loro la memoria scritta, visto che anche in coloro che li avevano ascoltati dai propri nonni, dai propri zii, si andava perdendo, loro stessi soffrivano di questa cosa, che purtroppo sentivano di avere perso quella bellezza di quei momenti nei quali si raccoglievano attorno al focolare e dove gli anziani cominciavano a raccontare i loro conti, che si arricchivano di volta in volta. Lo stesso conto veniva poi spesso animato da vicende sempre nuove. Quindi questa è stata la prima occasione nella quale ho incontrato questo circolo, anche in preparazione dell'evento che noi avremmo patrocinato il sabato 5, e quindi sabato 5 sono tornato e c'è stato questo evento proprio in occasione della giornata della settimana du siciliano. E devo dire è stato un evento molto molto ricco. È stato anche presentato il cortometraggio del nostro presidente del collegio scientifico Alfonso Campisi, che ha destato molto interesse. Moltissimi non conoscevano di questa storia dei siciliani che avevano creato una ricca comunità in Tunisia, e quindi sono rimasti molto colpiti dal documentario, dove sono stati intervistati degli anziani o dei figli di persone che erano migrate dalla Sicilia verso la Tunisia. E poi ci sono stati anche degli intermezzi musicali, ovviamente sempre intermezzi di musica siciliana, e poi devo dire che c'è stato un intervento che a me non è grandemente piaciuto, che era quello conclusivo, dove si è un po' demolito tutto quello che è stata la giornata, perché c'è sempre in Sicilia quell'intelligenza che si specchia e critica quello che vede della sicilianità, pensando che sia la sicilianità da dover essere criticata. In realtà è il loro riflesso che loro criticano. Comunque questa è una parentesi, purtroppo, che diciamo usconzaioku. Esattamente, che ovviamente è stato alla fine, per cui non ha avuto contraddittorio, non ha avuto modo di essere sconfessato nelle veramente nefandezze che ha potuto dire, anche da un punto di vista linguistico. Pur lui essendo un professore, io un veterinario, mi ho sentito delle scempiaggini assolute, non solo in ambito linguistico ma anche in ambito storico. Ho scoperto che la madre perché in Sicilia non è nato niente, non esiste niente che sia nato e sia tipico siciliano, che Guglielmo II era normanno pur essendo nato, morto ed è seppellito qui a Palermo. Federico II era di madre tedesca, Costanza la prima Altavilla ho scoperto in quell'occasione essere tedesca. Cioè niente per questa persona risulta essere siciliana. Addirittura i Cunti dice che non sono una tradizione siciliana. Noi ci vantiamo dei contastorie e dei cantastorie, ma in realtà, secondo questa persona, i Cunti non sono altro che un ripresentarsi delle favole di Esopo, quindi è un modo più casereccio di raccontare cose molto più alte che esistono, un po' però lasciando no. Non ci diamo peso, ci sono sempre questi cristiani così che fanno. Sì, ma a me macchiano la pressione da tira. Vabbè, lasciamole perdere. Vabbè, però da buon medico potevi prescrivergli qualcosa, no? Sembra un dottore serio, una cura ci dovrà essere per queste persone, no? Io ma papighiera valeriana, io. E allora, in attesa di far salire, scusa Nino che ti ho interrotto. No, volevo dire che a proposito di Sconzaioco, io e Peppe ne sappiamo qualche cosa, perché puntualmente quando facciamo qualche iniziativa legata alla lingua siciliana e quindi portiamo avanti quello a cui crediamo, senza, come hai detto tu Fonza all'inizio, poi ognuno fa le proprie scelte stilistiche, uno li rispetta a livello di scrittura, e noi avevamo sempre presente qualche Sconzaioco. Se Peppe si ricorda, quando presentai il libro Spichi,
ci fu uno sconzaiogo che venne addirittura di Menfi. Poi c'è stato un altro sconzaiogo quando presentai la lingua di Coenea a Buzzetto Palezzolo. Poi ci fu a Castellammare un altro sconzaiogo, che sono persone che cercano di portare avanti le loro idee, però come dici tu, senza alcun fondamento, è solamente, come dire, un'impostazione mentale ideologica più che altro che hanno, e non scientifica. Prego Fonso. Niente, No. pazienza. Nella macchina. No, scusa Fonso, quest'altra la devo dire perché è detta da un professore, quindi non è detta da un uomo del popolo. In pratica devi sapere che non esiste la scuola poetica siciliana, in effetti non è mai esistita. Tu non lo sai, voi non lo sapete, ma non è mai esistita perché la gran parte dei poeti della scuola poetica siciliana non erano altri che pugliesi, abruzzesi, del Basso Lazio, di siciliani c'era ben poco. Quindi la scuola poetica siciliana si dice siciliana, ma infatti in fondo non erano siciliani. Neanche la scuola poetica siciliana. Non erano abitanti del Regno di Sicilia. E questo è quello che io ho detto io, ma a quanto pare noi siamo siciliani e facciamo parte dell'Italia in quanto abbiamo la lingua siciliana, mentre i poeti che stavano nel Regno di Sicilia, ma al di fuori dell'isola, non erano siciliani, secondo lo stesso ragionamento che portava questo professore dell'intelligenza palermitana. E comunque bisogna dire che poetavano in siciliano anche personaggi neppure definibili oggi come italiani, quindi è un vanto casomai che non siciliani scegliessero la lingua siciliana come lingua poetica. Quindi io non credo che sia una cosa negativa ove fosse così. E allora Marco, ti ringraziamo, e prima di far salire sul palco, come stavo dicendo prima, il presidente, anzi il vicepresidente di una associazione di siciliani in Brasile, prima di far salirlo sul palco chiedo a Giuseppe se vuole declamare finalmente una sua poesia, o no? Con piacere. Poco fa mi hai richiesto Mefrati Arvolo, che è una delle Ciao prime. Marco! Vai Peppe. Dico, poco fa mi hai richiesto Mefrati Arvolo, che tra l'altro è una delle mie prime poesie, alla quale sono molto affezionato, quindi la recito con molto piacere. Grazie per aver accolto la mia richiesta. Grazie a te. Lo giorno da mia nascita, mio padre cantava in campagna un arvolo a segnale per ringraziare insieme alla mia madre la terra per questo evento eccezionale. Quando è che poi crescevo mi portavo davanti agli arvolini unico, a tipo un frate me lo presentavo, la gioia che provava, un velarico. Mi disse, l'hai cresciuto come Mattia, perdendoci lo tempo, a beverallo. Se vuoi che cresci e lo suo frutto lì, è lo tuo turno ora di curarlo. Ed ogni giorno, appena che aggiornava, partia contento verso il suo fratuzzo, con il zapponello l'erba ci levava. Cercava un cato d'acqua dello puzzo. E mi ricordo come ci parlava, contandoci le gioie, le tristezze. Poi mi zittia, aspettando che mi dava risposta a tutte quante le incertezze. E quando vuote poi mi riparavo dell'acqua dello cielo che piovia, con i suoi frutti dolci mi saziavo all'ombra dello sole che cucia. E allora io ti ringrazio perché no, non è finita, la memoria non è finita, ma infatti crescendo poi la vita ne spartio. Sto frate lo faccio raramente, ma ogni volta quando lo vedo ricordo del passato, di momenti. Ma quando c'è la testa che mi sbota, mi fa riparo sotto alle soffronte, mi abbraccia, mi protegge. Ed ogni volta mi stai un silenzio e io mi risponde. Grazie.
Grazie a te Peppe, grazie a te. Ho avuto un momento di panico perché dissi ma com'è? Finivo un continuo a chiudere. Scusate, una defiance. Peppe, lo puoi dire che questo libro porta la prefazione firmata da Nino Barone? Lo puoi dire? Assolutamente sì, dal maestro Nino Barone. Non ti vergognare, sono molto fiero di avere la sua prefazione. Benissimo, e allora ora è il momento di far salire sul palco Fabio Niosi. Buonasera Fabio. Fabio è vicepresidente dell'USE Brasile, Unione Siciliani Emigranti e Famiglie, ed è anche da poco è stato nominato ambasciatore per il Brasile del Museo dell'Emigrazione. No, scusa Fabio se non ricordo il titolo perfetto di questo importante museo che, se non sbaglio, si trova a Genova, è corretto? Il microfono Fabio. Ok. Buonasera a tutti, è un piacere parlare con voi, è un piacere aver ascoltato queste poesie. Più si è lontani dalla nostra Sicilia e più questi momenti diventano non soltanto dei momenti istruttivi, ma diventano dei momenti di grande emozione. Sì, io sono stato da poco eletto ambasciatore in Brasile del MEI, che è il Museo Nazionale dell'Immigrazione di Genova, che tra l'altro vi consiglio, se avete la possibilità, di andarlo a visitare, perché è un museo molto particolare che racconta appunto le storie degli immigranti. Parlandovi dal Brasile ed essendo in presenza di poeti, mi dedicherò a parlare velocemente un po' di quella che è stata, di come la lingua siciliana si è spostata, no, durante le immigrazioni. Considerate che in Brasile ci contiamo circa 30 milioni di italodiscendenti, dovrebbero essere circa 10 milioni solo nello stato di San Paolo. Ma come si è sviluppata questa immigrazione? Intanto è un'immigrazione che comincia nella fine dell'Ottocento, c'è una forte massa di gente che emigra prima della Prima Guerra Mondiale, e qui farei una distinzione tra il siciliano che hanno portato i nostri avi prima della Prima Guerra Mondiale, che era ancora un siciliano particolarmente legato a termini di campagna. Non è gente che aveva studiato come a Boaggi, che ora ne parlate in siciliano con terminologia importanti. Era gente che solo pupitetto che aveva, come si dice, a fame ci mangiavi poredda, dovevano emigrare. Ecco che gli emigranti siciliani, ma come un po' gli emigranti calabresi, pugliesi e campani, quindi quelli che facevano parte del sud della penisola, io neanche la chiamo Italia perché il primo momento di spostamento sia ancora prima dell'Unione Italiana, quindi proprio del sud della penisola, arrivano a Santos in Brasile e dopo fare il normale periodo di quarantena vanno a lavorare nelle faccende di caffè nell'interiore di San Paolo, a differenza degli italiani che venivano dal Piemonte, dal Veneto, dal Trentino, dalla Liguria e dalla Lombardia, che preferivano, arrivati in Brasile, spostarsi nel sud, nello stato di Santa Catarina e nello stato di Rio Grande do Sul, dove il governo brasiliano in quell'epoca regalava la terra ai contadini. Essendo i nostri fratelli del nord, avendo una mentalità più imprenditoriale, non ascolto più Fabio. Ecco, per un momento ti eri bloccato. Vai. Il lavoro degli italiani in Brasile è stato un lavoro enorme, perché non è che ci hanno fatto trovare la terra, ma erano peggiara, era foresta, quindi bisognava disboscare e c'è stato fatto un lavoro veramente grande. In questa parte del sud la lingua italiana viene ancora parlata e si chiama talian, che è un misto tra il veneto e l'italiano, ed è una lingua parlata, c'è una radio. Noi siciliani, campani, calabresi, tantissimi calabresi a San Paolo,
Abbiamo preso praticamente il posto di lavoro, è brutto dirlo perché uno pensa sempre all'immigrazione come qualcosa di bello. Noi dopo la legge del ventre libre del 1860, con la quale il governo brasiliano rendeva liberi i figli degli schiavi, quindi tu eri schiavo, però tuo figlio nasceva e non era più schiavo, si è trovato ad avere una grandissima mancanza di manodopera. Noi siciliani e calabresi abbiamo preso il posto degli schiavi negri. Qua dire negro non è una parolaccia, quello che è una parolaccia è dire schiavo. Non si chiamano schiavi, ma si chiamano schiavizzati. Non esiste un essere umano schiavo, ma è la società che li schiavizza. Questa è una cosa che io ci tengo sempre. Dire negro in Brasile non è offensivo, dire schiavo sì. Quindi se venite in Brasile parlate di schiavizzati. Scusa un attimo Fabio, Laura, vedo che sei collegata ancora. Ti ho mandato un link per accedere allo studio se vuoi, ok? Clicca sul link e vieni il cancapo. Poi vi spiego, se entra Laura vi spiego chi è Laura. E allora, scusa Fabio, ma... No, io vedo che è di Santa Catarina, quindi è proprio quella parte del sud di cui parlavo. Boh, detto questo, che facciamo noi come USEF? L'USEF è una unione siciliani, emigranti e famiglie. Siamo in tutto il mondo. Purtroppo non siamo riusciti mai a avere un riconoscimento da parte della regione siciliana, ma ce ne importa poco perché la politica la lasciamo agli altri. Noi ci riuniamo. L'anno scorso abbiamo organizzato, è venuto un cuoco siciliano una settimana a San Paolo, è stato presente durante delle mostre, ha fatto una cena e quando ci riuniamo fra di noi parliamo siciliano, chiaramente. La cosa importante, Fonso, sempre legato alla linguistica, è la differenza con la quale ci esprimiamo noi emigranti di ultima generazione. Io vivo in Brasile da 4 anni, ho fatto 12 anni di Perù, ho fatto 5 anni di Cuba, quindi il periodo fuori ce l'ho. Un mescoidato maio siciliano, e quando mi presento con la voce italiana è inutile che ci dico che sogni Palermo, perché io capiscono subito. Se ci dico sono di Roma mi dice ma zitto, non dire minchiate. Quindi la sicilianità non si perde mai. Quello che facciamo è appunto creare questi momenti. Abbiamo fatto anche la presentazione di siti. Aspetta Fabio, stavi dicendo una cosa linguisticamente molto interessante, però ti firmarsi, invece sono curioso. Hai notato una differenza fra il siciliano di voi che siete arrivati in Brasile, insomma, recentemente, e quelli che sono di seconda e terza generazione, che parlano con dei termini che spesso anche noi siciliani di ultima generazione non conosciamo più. E la cosa bella è che loro parlano in italiano misto al portoghese, però poi nell'italiano c'è il 25% di siciliano, Cuteddo, Amoninni. Questa è, diciamo, si creano dei momenti di allegria, di simpatia, ma come dicevo all'inizio, per chi vive all'estero, per noi siciliani che viviamo all'estero e amiamo la nostra terra, io... Solo per dirvi, il primo viaggio che ho fatto nella mia vita è stato a 14 anni con la Vespa, partì da Palermo e sono arrivato a Castel di Tusa e a Tusa per vedere gli scavi archeologici di Tusa. Aveva 14 anni, i miei amici erano in discoteca, però non mi pento del mio cammino, anzi, me tanto. Niente, giusto quando ci fece un primo piano si bloccò. Ogni tanto... ecco, ora ti risentiamo. Dico, poter esprimerci in siciliano, poterci preparare un piatto di pasta con le mongole, stare insieme, per noi sono i momenti più belli e più emotivi, carichi di emozione. Io sono contentissimo di aver partecipato a questa iniziativa. Tu sai, Fonso, che dobbiamo continuare. Adesso vi lascio, però vi volevo fare salutare. Vedete che io ho le teste là, no? Le teste siciliane, no? Le vedete? Sì, ora lo vediamo meglio, eccola. Utuica bianca. Però c'è una persona che... Amore, vieni. C'è una persona che vi vuole salutare. Aspetta che è un po' timido. Amore, vieni. Amore, non ti scantare. Ecco. Amore, vieni qua. Niente, aspetta, lo vado a prendere. Amore, vieni. Amore. Orlando! Orlando cammina con me.
Orlando è il guardiano di casa mia in Brasile. È un bel pezzo della fine degli inizi del Novecento, eh? Fabio, prima che te ne vai via, devo dire che salutiamo anche Emanuela Trovato, che ci stava ascoltando non so adesso, e che sicuramente questo pupo l'avrà impressionata, perché ne ha fatto dei pupi un po' un'icona dei suoi interventi con i reels, i video brevi. Ecco. E prima di andare via ti ho fatto salire in studio Laura! Buonasera Laura! Buonasera, salutiamo! Che sorpresa! Che sorpresa! Però Fabio, ti dire una cosa, Laura non è siciliana! Non sogno siciliana, italiana sogno. Incredibile! E parla siciliano meglio di tanti siciliani. Laura! Mi piacesse avere un pupo al Brasile, come chi sto urlando. Ma io lo sono comprato al mercato delle pulci a Palermo, e ogni tanto, perché mi ricordo di mio nonno quando era bambino, ci portava all'Opera dei Pupi a Palermo dal grande maestro Cutitta, e poi ci doveva fare a casa, ci doveva ripetere praticamente le lotte, quindi e Orlando da Torrindane, ci devono un corpo a Ronaldo, e Orlando e Ronaldo, e noi impazzivamo. Bellissimo. Ora lo metto a Me ne comprerò uno anch'io. Saluta, vi rica a tutti. Un abbraccio. E allora Fabio, grazie, veramente grazie per aver accettato l'invito, e grazie a Laura per aver accettato l'invito estemporaneo, non era preparata questa cosa. Ho anche una sorpresa, in realtà oggi non sono in Brasile, sono vicino a voi, sono in Sicilia. In Sicilia! Che meraviglia! Incredibile! La mia amata Sicilia intorno a me oggi. Mi sento sicula oggi. Che felicità averti qui. E allora... Grazie per l'invito, è bellissimo stare con voi. Mamma mia, che emozione. Allora, vi devo dire, Laura ha partecipato al corso introduttivo che abbiamo organizzato con Siculomania, quando Laura, un anno e mezzo fa più o meno, non mi ricordo l'anno più. Scorso. L'anno scorso. E abbiamo scoperto che appunto Laura non era né siciliana né discendente di siciliani, insomma. Sono falsificata, intrufolata così, no? E che però è una grande appassionata di Sicilia e di lingua siciliana, che sa dominare abbastanza bene, veramente bene. Mi ricordo ancora dei poco di siciliano. Mi ricordo dei tuoi elaborati, perché nel corso abbiamo fatto pure i compiti, ci facevamo fare. È bello scrivere, parlare è difficile assai, mia. Certo, anche perché c'è poca occasione per te. Con chi parlo io siciliano? Parlo da sola, parlo con mio marito, ma tanto lui non mi capisce, lui brasiliano, italo-brasiliano, siciliano inizia piano piano adesso a parlarlo un po'. Anche se e non sapevo che ci fosse l'associazione in Brasile, non sapevo che ci fosse, questa è novità per me. Non sapevo che ci fosse un'associazione a San Paolo dei brasiliani, dei discendenti siciliani, in realtà, nello specifico. Mio marito è del Veneto, discendente di Veneti, e quindi io conosco la realtà del sud, del Brasile, il Talian, il Rio Grande do Sul. Io vivo in Santa Catarina, quindi conosco più quella realtà lì. Ma siciliani pochi, non ne ho mai incontrati in Brasile. No, al sud ce n'è pochissimi, come dicevo all'inizio, la maggior parte la maggior parte sono nello stato di San Paolo, nell'interiore di San Paolo, Possare Calda, diverse città, però proprio perché siamo arrivati per lavorare alla terra e lì c'erano le fazende del caffè. Esatto, sì, esattamente. Poi conosciamo bene queste storie. Io vivo in Brasile da tanti anni ormai, 15 anni di Brasile.
io sto portando, sta cominciando a maggio, comincia una mostra che io sto facendo, una mostra sull'immigrazione che toccherà, praticamente faremo il cammino che hanno fatto gli italiani, quindi partiamo da San Paolo, passiamo da Minas Gerais e arriveremo a Rio Grande a novembre. E se passate a Florianopolis mi dovete avvisare però. Io sono a Floripa. Anche perché è una città meravigliosa, Florianopolis. È meravigliosa. La mia amata Florianopolis. Mamma mia, bellissimo. E allora, spero che vogliate seguire ancora la nostra diretta che terminerà intorno alle 23. Io vi ringrazio ancora per la partecipazione. Grazie mille a voi, a te Fonso in particolare. E i nostri poeti, io leggo sempre le poesie di Giuseppe, di Nino, mi piacciono tanto, quindi vi seguo sempre da lontano, con il cuore sempre in Sicilia. Grazie. E ora appena uscite dallo studio, mi raccomando, seguite quello che faranno Peppe e Nino, Orlandinho vi saluta, Orlandinho do Brasil Orlandinho Furiosinho, ciao. Ciao, Grazie. Un abbraccio, ciao. E allora, Peppe e Nino, io penso che avete preparato qualche cosa anche assieme. No, non ci credo. Non vi credo. Io no. Nino, tu hai qualcosa? Allora, io a parte le mie poesie non ho preparato niente perché, Fonso, ti spiego, siamo stati ultra che impegnati. Tu sai che quando arriva per me la settimana santa, io, essendo impegnato con i misteri, con l'organizzazione della settimana santa, mi estraneo un po' dal mondo circostante perché mi concentro sulla tradizione, sul mio modo di vivere questa processione. E quindi per me anche questa trasmissione qui, perché proprio si è fatta alle 21:30, quindi diciamo, se fosse stata ad esempio di pomeriggio, io sarei stato altrove, non avrei potuto partecipare. Quindi non ho preparato niente per mancanza di tempo. Accontentiamoci, Fonso, tu ti accontenti se magari vuoi, e anche gli amici che ci seguono, delle nostre poesie. Io adesso posso recitare una bella poesia, visto che si parla di Sicilia e visto che spesso si parla di Sicilia anche a sproposito, perché spesso la nostra terra è come dire, un po' etichettata come, ecco, la terra di mafia, secondo uno stereotipo mentale, diciamo che la Sicilia, che noi siciliani siamo tutti mafiosi, insomma, sappiamo come funziona e cosa pensano altri di noi. Ovviamente non faccio di tutto l'erba un fascio, ma io stesso, essendo stato qualche volta in alcune città del nord, ho percepito, parlando con le persone di lì del luogo, un certo pregiudizio che è diffuso nei confronti appunto del meridione, dei siciliani in particolare. E io mi è venuta in mente questa cosa, mi fa soffrire un po', e ho scritto questa poesia. Si intitola Chista e Sicilia e mi rivolgo proprio a queste persone. Se non ci credi, vieni qua Italia, sta me Sicilia, terra di l'amore, e grappe di linaschi, e ciauria, lo suo profumo arzente, cantatori, e sidru lo scirocco svintolia, fatti vasare di lo suo calore, e dilitanti, troppa Ave Maria, che la gente canta a tutte l'ore. Fatti bagnare di sto mare azzolo, che vita e morte, spranza e cimitero, e ascuta la cirduzzi mise in volo, per chi sui voci di lumunno intero. Chista e Sicilia, tennaro consolo, madre amorosa, china di mistero. Grazie Nino, molto bella, molto bella. E allora, io direi... Allora, c'è però, Fonso, un messaggio per te da parte di Giorgio Barone che affretta a entrare,
perché ha scritto nella chat privata. Stavo dicendo, prima di passare a Peppe, io farei entrare Giorgio Barone, che è dietro le quinte da tempo. E allora, Giorgio! Buonasera! Buonasera Giorgio, addumiamo un microfono! Ciao! La benedica a tutti, vaso le mani a me, me padrona, il mio omonimo Nino, Giuseppe, grande maestro, e ho visto che in trasmissione ci sono una poco di amici, c'è Arcangelo Arrizzo, forse sicuramente ci sarà Euranio La Spisa, tanti amici che saluto e che riverisco. E allora perché ci disse io Giorgio? sono stato chiamato da... dillo tu. Allora, tu mi dicesti, volevo leggere qualche cosa, volevo declamare qualche cosa, e siccome io sono rispettosissimo di tutti gli amici, pur farli incazzare un feriddi, ho deciso di lasciare da parte tutti i contemporanei per non offendere né Arcangelo, né Urano, né Giuseppe, né Nino, perché sono tutti amici e quindi non voglio scegliere fra di loro. E ho approfittato anche del fatto che quest'anno, come voi sapete, io ho una scuola di teatro in cui insegno lingua e letteratura siciliana, non potendo insegnare recitazione, perché pure che faccio l'attore da 40 anni non so insegnare recitazione, insegno quello che so e quello che conosco, e quindi è l'unica scuola di teatro in cui si insegna anche a parlare e leggere in siciliano, che è importantissimo, perché tutti quelli che vogliono fare gli attori prima o poi da siciliani andranno a fare il siciliano in qualche terribile film di mafia, ma almeno che parlino in modo corretto. È il minimo che ci si può aspettare. Mi ricordo che prima era una specie di Graham Law il siciliano dei film di mafia, ora perlomeno si cerca di stare un pochettino più attenti alla coimè, a qualche cosa. Ho scelto comunque per stasera di declamarvi, leggervi, dirvi due sonetti tratti dalla Centona di Martoglio che ha dedicato la Centona a Luigi Capuana. Il primo, che è proprio quello con cui si apre la Centona, è Oscuro Oscuro. Io li cughivo immensi lulurdumi, tra le taverne, tra lo lupanaro, unni lunuscio soli e tanto avaro di luci, né virtù né c'è costumi. Io le cughivo unni paru paru lo sangu allimarrato scurriasciumi, unni lo scuro e fitto e c'è per lumi solo occhi luci pecuraro, e le cughi di notte sgammettate tastianno come l'orvo muro e zuppicanno come li sciancati. Picchissu e anche picchissu sicuro che a fare l'uscio un suddestinati io le posso chiamare Oscuro Oscuro. E grazie, poi sempre restando... Aspetta, prima di passare all'altra poesia che hai scelto, volevo fare una domanda a chi sempre alla Centona. Sempre da Centona l'hai preso, no? Volevo fare una domanda a chi ci sta ascoltando. Ma chi è tu? Chi dicesti all'imarrato, all'imarruso, com'è? Allimarrato. Allimarrato, che cos'è? Chi è? No, voi no, statemi zitti, Peppe, Nino, non barrate. Qualcuno che sa che vuol dire allimarrato. Ma chi è sta cosa? Io purtroppo vi dico che qui non mi mostrano tutti i commenti, magari qualcuno già l'ha scritto, insertò e io non lo saccio. Grazie Arcangelo, troppo buono. Quindi fino ad ora io non sto leggendo niente. Allimarrato. Chi è Alimarra? Alimarra. Non lo sape. Vabbè, allora, lo diciamo noi, sta parola è particolare, perché vuol dire fango, quindi allimarrato vuol dire infangato, no? Ma ha un'origine particolare questa parola a livello etimologico. Perché? Perché è composta da una parte che ha etimologia latina, limus, quindi, e l'altra parte, marra, che ha una etimologia pre-indoeuropea, quindi di una lingua autoctona
che non ha nulla a che fare con le lingue indoeuropee. Quindi è una specie di unione di due parole, una antichissima, marra, che risale alla notte dei tempi. Spesso le lingue non indoeuropee che si parlavano in Sicilia, in Sardegna, ma anche nella penisola iberica, avevano questa doppia R in moltissime parole. E allora, Giorgio, di nuovo a te la parola per ascoltarti nella seconda declamazione. Poco fa, mentre ascoltavo Nino che diceva la sua poesia, ha fatto un accenno al nostro mare Azzolo, e nella centona di Martoglio c'è proprio un sonetto che ho recuperato adesso, ho preso un altro, ma questo mi piace perché si lega alle parole di Nino, ed è proprio sempre di Nino Martoglio. Mari, Caparichiano e poi t'affunni, cuvaddi e monti capricciosi e sciamme, cateni lancileddi sopra l'unni e li virdischi tra le tue caramme. Mari, ca con lo cielo ti confondi, ca fai tanto cammino e non hai gamme, ca vesti nudo e di ricchezze abbonne, ca non c'è fuoco e puro e piciamme. Tu, ca teatro sì di tanti giamme, tu, ca delittennai tristi e profonde, tu, ca fa lacrimare a tante mamme. Mi sai dire chi è, ca disse spunne, solo ca talio sto cuore in ciamme. Mi sa dire chi è? Mari, a risponde! Bellissima, grande Giorgio! Bellissima, io le mie manco vi leggo e manco vi leggerò mai, perché mi affronto. Vabbè, e invece qualche volta poi nella leggere pure tu. Va bene, Giorgio. Purtroppo, Alfonso, non ti sento. Non mi senti? Ti sento metallico. Peppe, Nino, mi sentite? Sì. Metallico. No, io ti sento bene, Fonso. Ma io ti sento legnoso. Uno metallico, l'altro legnoso. Ma cosa riporti? Ma... Giuseppe senti di plastica. No, un po' demarrato ti sento, Fonso. Vabbè. Comunque Fonso, mi senti, per collegarmi a quello che dicevi tu con la parola limarra, ce ne sono esempi nel siciliano di parole composte di due sistemi linguistici diversi. È per esempio il caso di cafuddare, che ha una radice araba kaf, che significa palma della mano, e dare latino, ma non dobbiamo andare troppo distanti. Mungibeddu è latino e arabo insieme, Mons e Jebel, che hanno lo stesso significato. Grazie Nino per il contributo. E allora, Giorgio, grazie infinite per aver accettato l'invito e per averci declamato così magistralmente. È sempre un piacere. Il grande Nino Martoglio. Ritengo sia un dovere di tutte le persone che provano a fare cultura, cercare di salvare e portare avanti il recupero della nostra lingua, che è importantissima. E finalmente devo dire che tante persone si avvicinano alla ricerca di questa cosa. Tra i miei allievi c'è gente che a 60 anni non aveva mai parlato, a casa si parla in italiano perché il siciliano è volgare, e invece piano piano li stiamo portando a teatro a recitare in lingua siciliana. Una grande soddisfazione, una grande gioia. Io vi devo purtroppo salutare perché sogno una macchina, come si vede, stiamo morendo di freddo e sogno presente che ha batteria in terra. Ma sai con me ne aveva donato una macchina vera? Vabbè. Ti giuro che me ne aveva donato. No, perché siccome Nino diceva che non hai il tempo, io manco tempo di da casa, sei nato. Va bene, Giorgio, allora ti lascia morire.
Grazie ancora. A benedica a tutti. A benedica, buona nottata. Tutti in talune cori siete. Ciao. E allora, Peppe, ora tocca a te. Intanto volevo dire una cosa, volevo dire che questa settimana du Siciliano ha avuto anche questa seconda edizione un enorme successo. Come Auclis abbiamo cercato con le varie associazioni di fare tutti qualcosa e devo dire che il riscontro è stato notevole. Auclis, per chi non lo sapesse, ecco, perché magari c'è qualcuno che non sa che cos'è questa sigla, è un acronimo di Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana. Lavoriamo assieme un bel po' di associazioni dai tempi dell'incontro che c'è stato a Bruxelles nel dicembre del 2023, se non sbaglio. E da lì è iniziato un percorso bellissimo di collaborazione tra tutte queste associazioni che andarono a questa convention organizzata da un eurodeputato, allora eurodeputato, oggi non più, Ignazio Corrao, sulla lingua siciliana. Alcuni si conobbero lì, altri si conoscono da prima, ma iniziò la collaborazione grazie a questo evento. Abbiamo fatto un manifesto dopo Bruxelles che abbiamo elaborato nel corso dei mesi successivi, un manifesto importantissimo perché lì diciamo che tutte le associazioni si riconoscono in questi punti importanti del manifesto, che poi troverete anche nei prossimi giorni, magari vedremo di metterlo nella pagina Facebook dell'Accademia della Lingua Siciliana. E questo percorso di collaborazione è importantissimo perché l'unione fa la forza e alla fine chi ne beneficia è certamente la lingua siciliana e la cultura siciliana. Scusate per questo intermezzo. Peppe, a te la parola per sentire e declamare un'altra tua poesia. Ne ho scelto una perché all'interno ci sono un paio di termini ormai desueti, proprio, e non ci sono più. Vediamo se poi li individuate, ma sicuramente li individueranno. Si intitola Come pane. Scanato come pane, con le pugna, dalla maiglia della vita mia, sbattuto a destra, a manca, in pasta, in gugna, per un centicchia d'acqua, sbutulia, un carcaccio forte, ciasicci con l'ugna, sorore in fronte, forno che cammina. Hai assoppato meglio di una spugna. Più lo coteggio che mi feggiolia. E penso che sto inverno sta finendo. Ma invece sogno ancora a metà strada. Infornato a fuoco lento, stai cucendo. La pala che mi runa una ferreata. E spero che le papole non vengano. Che soddisfatto soddisfasse almeno la mangiata di come conta. Spero, dice a tono, sto pane venne veramente buono. Grazie. Grazie a te, Peppe. Per un momento ho pensato che avevi mandato un video, perché tutto a un tratto abbiamo, almeno qui da me, si è visto un distacco tra l'immagine e la voce. Disse, ma che fa? Ne fa una risona, invece non è vero. C'è stato un frammento di connessione sicuramente, ma proprio una cosa strana, perché di solito... Comunque, per quanto riguarda i termini, anche qui Peppe Gerbino, Maida per esempio, che è un termine ormai non utilizzato più, ma anche nella poesia di Martoglio che ha declamato Giorgio, c'era un termine che è poco utilizzato, diciamo utilizzato in una area geografica in modo particolare, carammo, lucarammo. Ecco, questo termine nessuno ha chiesto cosa fosse. Il carammo, ecco, si parlava di mare, lucarammo sono altro che gli anfratti diciamo gli anfratti che ci sono sotto il mare, ecco, gli scogli, gli anfratti, vedi? E li virdischi in già li tocaramme. I virdischi sono giustamente
la flora marina in mezzo ai carammi, agli anfratti. Ecco, questo è pure un termine che io ho utilizzato nonostante non sia un termine prettamente trapanese, ecco. Grazie Nino per il tuo contributo. E allora ci avviamo verso la conclusione, perché non vogliamo mai che le nostre dirette superino l'ora e mezza, proprio massimo, e quindi volevo dirvi alcune cose, perché è l'ultimo giorno della settimana do siciliano ed è ancora valido l'iniziativa dell'Accademia della Lingua Siciliana, che in questi 7 giorni invia gratuitamente una grammatica in lingua siciliana, un dizionario siciliano-italiano in PDF, in formato PDF. Ma sapete quanti cristiani di tutto il mondo ne hanno domandato dizionario e grammatica? Incredibile. Io credo che più di 500 persone fino ad oggi hanno scritto all'Accademia. E allora ricordiamo a chi ci sta seguendo e non sapeva di questa iniziativa cosa devono fare. Devono semplicemente mandare un'email a questo indirizzo che vedete qui, Accademia Lingua Siciliana @gmail.com. Sono andato lento, così vi ho dato la possibilità di eventualmente appuntarlo, ma questo video è disponibile per essere rivisto finita la diretta automaticamente, tanto nella pagina dell'Accademia della Lingua Siciliana quanto nel canale YouTube dell'Accademia nella sezione live. Ok? Quindi ancora siete in tempo per richiederci questa grammatica e questo dizionario, che poi quali sono? Sono la nostra grammatica siciliana, così intitolata, è una grammatica eccellente, scritta tutta in siciliano da Vito Lumia, che è un poeta e cultore della lingua siciliana. E che salutiamo. Sì, lo salutiamo se ci stesse seguendo, ovviamente. E invece il dizionario abbiamo preferito di inviare, anche per questioni di copyright. Noi ringraziamo invece chi permette la diffusione della nostra grammatica, mentre il dizionario abbiamo preferito scegliere il migliore, secondo noi, dei numerosi dizionari dell'800 sul siciliano italiano, perché a quei tempi era necessario più il siciliano italiano, perché molti non sapevano parlare italiano neanche tra la gente colta, perché ovviamente i dizionari non erano fatti per i cristiani ignoranti che non sanno leggere, no, sono fatti per chi che sanno leggere, quindi persone istruite, ma moltissime persone nell'Ottocento non avevano idea, avevano dei dubbi comunque sulla lingua italiana, e quindi c'erano questi dizionari dal siciliano all'italiano. Questo perché lo dico? Non solo per spiegare una cosa, ma anche per rispondere a quegli stupidi, e scusatemi se uso una parola forte, che sostengono che questi dizionari non mettono parole siciliane, ma mettono parole italianizzate. È una grande minchiata, perché servevano questi dizionari proprio per tradurre dal siciliano all'italiano. Ok? Quindi uno che sapeva parlare siciliano sfogliava il dizionario e iva a cercare la parola in siciliano, quindi non era italianizzato. Ovviamente è un siciliano di registro alto, perché stiamo parlando di gente che sapeva leggere e scrivere, e noi sappiamo benissimo che ogni lingua ha i suoi registri. Le persone di poca cultura parlano la propria lingua usando un registro basso, dove ci sono molti termini storpiati, corrotti. Le persone di una cultura maggiore, grazie a Dio, oggi bene o male tutti abbiamo una cultura, ma ai tempi non era così. Le persone più colte parlavano un siciliano più aulico, più colto, ma non italianizzato. La similitudine maggiore si ha perché? Perché essendo un siciliano colto,
si avvicina di più al latino. E siccome anche l'italiano è figlio del latino, è chiaro che se prendiamo i registri alti di lingue neolatine si assomigliano abbastanza. Se prendiamo i registri bassi, la somiglianza va sempre meno, perché con la corruzione si ha differenza. Quindi attenzione a cui dici che lo siciliano della letteratura, lingua siciliana, è un siciliano italianizzato, è una grande minchiata, è un siciliano di registro alto, e che proprio perché di registro alto è più vicino all'etimologia latina. Scusate se mi sono infervorato, ma quando sento certi minchiate non si possono sentire, veramente mi arrabbio, come avete notato. E allora, prima di scusate, c'è qua un suono che squilla. Dicevo, prima di dare ancora spazio per l'ultima volta a Nino e poi a Peppe, prima di dare spazio volevo vedere se per caso abbiamo qualche altro ospite, perché alcuni ospiti erano incerti e abbiamo detto non vi preoccupate, sì, potete venite, non potete venire, pazienza, non succede niente. Non mi piacerebbe farli aspettare, quindi sto vedendo dietro le quinte. No, non sto facendo aspettare nessuno. Marco Untinniri, che mi piacissi che pure tu salutassi insieme a noi AGC. E allora, Nino! Eccomi. E allora, vi leggo questa poesia, sempre contenuta in questo mio libro Alito di Dio, che potete, per chi è interessato, eventualmente lo può trovare su Amazon. Facciamo un po' di pubblicità che non guasta. Allora, si intitola Mi ridono le stelle. Mentre lui giorna giutte lumeciato, pazzo munzeggia di palori a scuto, come a giù sono, quando è delicato. Voci di larma, un coro sconosciuto, ed io mi sento come commigliato d'un velo di bellezza che è infinito, d'un solido, mezzo allo criato, pare che volo dallo cielo infuto. Mi ridono le stelle e notte funna, la musica non cala e le sonote arrivano festose sino a mia. Mi ridono le stelle e mentre l'una arriva dallo scoglio e se lo scote, tu arrivi qua e mi pigli. Poesia. Grazie Nino, molto bella anche questa. E prima di passare a Peppe, voglio farvi ascoltare una poesia in un video di un poeta del Palermitano, se non sbaglio è della zona di Terrasini, che nonostante non faccia parte del collegio scientifico dell'Accademia, però è certamente un poeta che sa scrivere in siciliano, lo apprezzo molto. Sto parlando di Francesco Ferrante. Quindi Peppe, nel frattempo che tu prepari la tua declamazione, ci ascoltiamo tutti quanti assieme questa poesia di Francesco Ferrante, che io personalmente dedico alla von der Leyen e anche a qualcun altro, non solo a lei. Vediamo di farla partire. Che sano funerale vitti stamattina, un tabbuto buttato come una cascia di luppina, e appresso era come al carnevale. La gente in processione suonava, abballava, facendo grande confusione. Chi vriogna mi venne a pensare, la morte è sacra, non si può disonorare. Domandavo no, per sapere quale ha moruto. Iddo, sbalorduto perché io ancora non lo sapia, mi norisse e la contentizza si impossessò di mia. Finalmente in San Famona all'inferno la mannamo. E a così mentre a fare festa pure io cominciavo, canto lo ad acciarimento.
e a così mi prospigliavo. Era un sonno che morria, Ida è ancora viva, e di certo di sto passo campa pure chiossare mia. Ma io non mi arrendo, e lo grido forte in ogni agnone di sta terra. Omene tutto il mondo, frate mia, giurecamola sta maledetta guerra! Ebbene, una poesia molto attuale. Speriamo che non dobbiamo viverle queste cose in prima persona nei nostri territori, nella nostra Sicilia. Peppe, addumo un microfono. Grazie Rosi, grazie Laura. No, mi sembrava giusto ringraziare per i commenti. Vai Peppe. Come indeciso? Vabbè. Grazie Rita. Recito questa che parla del dolore. A me piace, diciamo, umanizzare tutto, anche il dolore, quindi gli parlo come se fosse una persona davanti a me, o almeno ci provo. Caro dolore, bene, sta a parlare. Abbiamo due cosuzze di chiarire. Se ti cacciano a me, non ti scandare. Mai mi ha lasciato e ora puoi spedire. Ora che sogno pronto, non scappare. Ora avevo una vita che mi fa infuriare e ora mi volessi abbandonare. Ascolta tutto che più che dire. Ti voglio solo fare le mie scuse. Per tutte le parole che diceva. I sentimenti ce l'aveva confusi. Ma ti parlava e tu mi rispondevi. E tu puliava le tue porte chiuse, ma più voceava, più non mi sentia. Tanno le mode tue pagliano abusi. Perdonami se ti maledecia. Capisco solo ora lo intento. E che pagliano quotidiate non erano che grande insegnamento. Ora che le mie carni sono temprate, l'arma capivo so che lo patimento. Capivi che le cauce temporate erano scosse del rafforzamento. Non sinmi come tu sei mio frate. Grazie. Bellissima anche questa, Peppe, molto molto bella. Grazie. E allora aspetta, Sting Innovation, Peppe. addirittura standing ovation. Standing ovation. Questa si chiama pigliata per il culo, è diverso. Comunque, a parte gli scherzi, stasera ecco, lo dice anche Uranio, non l'avevo letto, ho fatto salire l'ultimo commento senza leggerlo e sta dicendo le stesse cose che volevo dire io. Grazie veramente a Peppe e a Nino per questa serata, ci avete allietato, ora si può dire, all'inizio c'era un dubbio, qualche uno, ma ora non credo che ci siano più dubbi, ci avete allietato con i vostri versi. Grazie veramente, grazie. E allora siamo arrivati alla fine, e alla fine di questa diretta e alla fine anche della settimana du Siciliano. E nel salutarvi, innanzitutto eccolo qui, voglio che Marco sia con noi, anche perché Marco, se non sbaglio, volevi dire una cosa, perché c'è gente che ci segue, non lo so, mi avevi accennato a qualcosa, o ricordo male. Avevi un'idea? Dicevo anche a te poco prima dell'inizio di questa diretta. È vero, facciamo tante cose, spesso magari non le riusciamo a pubblicizzare oppure le facciamo così in estemporanea che magari non tutti arrivano a seguirle, e quindi magari poi mi mandano il messaggio: non lo sapevo, potevate avvertirmi. E quindi facciamo tanto, secondo me dovremmo fare di più, io vorrei fare di più, ma quello che possiamo fare facciamo. E chi volesse essere informato o avvertito con messaggi WhatsApp, Telegram, può rivolgersi a me o a Fonso, che io li aggiungo nelle varie liste che loro ritengono più opportuno, come messaggistica o mail o WhatsApp o Telegram o Messenger, per essere informati sulle nostre iniziative.
Perfetto, Questo è semplicemente. Perfetto, devo dire che io sogno contento di questa diretta di stasera. Ovviamente non avevo alcun dubbio che con Peppe e Nino sarebbe stata una bellissima diretta. È un sogno contento proprio perché c'è Nino. Un sogno contento. Però, pazienza. Pazienza. Sentiamo Nino che ci va a dire. No? Nino ci va a dire qualche altra cosa. Lo No? vedi Fonso che è riconoscente, cioè io dopo la sua declamazione mi sono alzato all'impiedi e ho applaudito, è vero? È vero. Come? Che io mi sono alzato all'impiedi e l'ho applaudito. Quando ha finito di E lui è declamare riconoscente. E lui vedi come ricambia. E questo come come riconoscente. È una persona io per questo non voglio avere... Non dire parolacce, Nino, non dire male parole, per favore. No, non ci voglio avere niente a che fare, proprio per questo. Io lo tengo a distanza, meno male chi sta a Castellammare e io a Trapani, va. E allora, io riuscissi di concludere sta diretta con un video che molti avete visto, alcuni no, alcuni volevano andarsela a vedere dopo, ed è un auspicio. Scusami Fonso, solamente un minuto, però è solamente per avvisare te, Marco, l'Accademia e anche tutti gli amici che seguono che noi l'8 giugno a Buseto Palizzolo faremo un convegno, io, Peppe, Alberto Criscendi, e ovviamente voi sarete in un certo senso coinvolti, ok? Perché ancora in fase, abbiamo solamente destinato la data, è in fase di progettazione, ecco. Convegno sulla lingua siciliana. Certo. Ci mancasse. Perfetto. Grazie per questo anticipo. E allora, salutiamo a tutti e vi lasciamo con questo brevissimo video che io non avevo caricato qua sopra, quindi devo vedere se ci riesco a farivillo video. Una buona serata a tutti e vedremo sto video, ma non c'è. Cae. Ne vedremo presto! Ciao a tutti, Ciao a tutti, grazie. A Fabbrica. Ciao. Oh, Nino. Anzi, Ma tu ciao, sai quasi. cosa è successo? Che hanno venuto amici miei a dirmi: ma tu e Peppe Gerbino, la settimana siciliano, non facete niente? Nino, c'è di essere amici tuoi, poi mi hanno detto pure a me. Ah, Penniaggio, un siciliano, non è una settimana. Penniaggio siciliano è tutto l'anno. Penniaggio, con la lingua siciliana, non dialetto, con la lingua siciliana. Nino, e ci salviamo tutto i giorni e ci facciamo l'amore tutto i giorni. Esatto. A me mi fa piacere che da tutto il mondo, le siciliane che sono sparpagliate per tutto il mondo, questa settimana ci dedicano già assai tempo dello solito. Però lo siciliano, perché la veringia tutto l'anno. Allora potremmo dire che a settimana lo siciliano, Pignacci, è ogni settimana. Salutiamo! Ciao!